Polemica del Prosecco tra produttori di collina e di pianura. Chiamato in causa prende posizione il Consorzio Superiore con il presidente che parte dai dati di una ricerca dell'Università di Padova. Il 92% del prodotto, delle 90 milioni di bottiglie che il Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore vende, riporta il termine Prosecco Superiore e l'8% delle bottiglie omette il termine, quindi scrive esclusivamente Valdobbiadene DOCG. Quindi non una vera e propria diaspora, ma comunque un segno che deve far riflettere sulla diversità di produzione tra collina e pianura. Per questo la discussione deve esserci mantenendo però un punto fisso. Si guardi soprattutto al fatto di non recidere il legame tra Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore e il consumatore. Ogni ragionamento, secondo Nardi, deve tenere conto del mercato, soprattutto quello estero, dove a volte è difficile sapere dov'è l'Italia e sicuramente il termine Conegliano Valdobbiadene non è conosciuto. Per il Consorzio la strada giusta nella differenziazione tra pianura e collina sta nella continua ricerca della qualità e non, come suggeriva qualcuno, in una sorta di quota sul venduto delle aziende di pianura destinata ai territori dove è difficile coltivare. Perché in questo momento capisco che è facile chiedere un reddito garantito, ma noi dobbiamo comunque guadagnarcelo perché siamo orgogliosi e abbiamo una passione di fare il lavoro dei produttori di Conegliano Valdobbiadene nel Prosecco Superiore, come lo hanno fatto i nostri nonni. Così come non è possibile impedire la vendita del Prosecco a 2 euro in bottiglia. Sulle scelte delle aziende il Consorzio non interviene e per lo più ci sono delle norme, penso alla concorrenza, all'antitrust, dove non è possibile introdurre un prezzo minimo garantito proprio per tutelare il consumatore. Infine Nardi risponde così al presidente di Camera di Commercio Mario Pozza e chi vorrebbe unire i diversi consorzi del Prosecco. Il consorzio del Conegliano Valdobbiadene da un lato e il consorzio del Prosecco DOC dall'altro possono sicuramente lavorare rispetto alle loro obiettivi proprio per far comunicare le differenze.